Questa notte, dall'1 a circa le 5 di questa mattina, le paratoie del Mose sono rimaste abbassate. Alle 5 sono state nuovamente sollevate in quanto anche per oggi è previsto un importante evento di marea, apparentemente molto attenuato rispetto a quello che ieri ha colpito il nostro litorale. Il vento dovrebbe essere cessato, perdendo la sua forza nelle ultime ore di ieri. Il sindaco ha ricordato di essere in attesa della firma da parte del presidente della regione Veneto Luca Zaia del decreto che certifichi lo stato di crisi in modo che i danni verificati e comprovati possano essere rimborsati almeno in parte, per cui chi ha subito danni si ricordi di documentarli.